Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Tante le notizie che vi dobbiamo dare in questa ora e mezza nel nostro territorio del Veneto e non solo, a partire dalla cronaca. Purtroppo l'ennesimo incidente mortale sul lavoro è successo nel Padovano, ma prima la notizia del giorno ovviamente che sta interessando tutti i media nazionali, internazionali ma anche locali, perché gli effetti insomma possono aversi anche nei nostri territori, nella regione, soprattutto dal punto di vista economico, e cioè la vittoria schiacciante di Donald Trump che torna alla Casa Bianca, vediamo dall'ANSA.it, torna alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti, 279 grandi elettori, fermerò le guerre, sarà l'età dell'oro, il tycoon ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessari per essere eletti alla Casa Bianca, è il primo presidente con una condanna penale e anche il più vecchio a insediarsi a 78 anni. Il trionfo di Donald Trump, non c'è stato un vero e proprio testa a testa come era sembrato all'inizio dello spoglio alla Casa Bianca, lo lasciamo pure le immagini, ma una vittoria quasi schiacciante di Trump su Kamala Harris, la candidata dei democratici. Kamala Harris, ovviamente sono tante le reazioni della maggioranza in Italia, le congratulazioni di Giorgia Meloni che scrive: rafforzeremo il legame con gli Stati Uniti. Salvini dice in USA vince il buon senso, buon lavoro. Anche Tajani dice lavoreremo bene con l'amministrazione Trump. Le preoccupazioni però, lo sapevamo, ci sono dal punto di vista economico, date le parole di Trump in questi giorni, in queste settimane, una vera e propria guerra commerciale dichiarata all'Europa con il proposito di rialzare i dazi addirittura fino al 20% per i prodotti di importazione. Insomma, l'Europa dal punto di vista economico guardava con molta attenzione a queste elezioni. La vittoria di Trump cosa porterà? Sarà un'analisi che si farà ovviamente nei prossimi giorni. Intanto le reazioni, come dicevamo, politiche arrivano anche dal Veneto. Uno dei primi a commentare è stato il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo cosa ha detto sia sul punto di vista politico che anche sulle preoccupazioni dell'economia, del mondo dell'economia dopo l'elezione di Trump. Sentiamolo. Ha stravinto il presidente Trump e, a differenza del 2016 quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Molte aspettative rispetto alla politica del presidente Trump ce le abbiamo relativamente alle guerre, alla guerra in Ucraina che rischia di diventare il nostro Afghanistan europeo, alla guerra in Medio Oriente e agli altri focolai di guerra nel mondo, ce ne sono 60. Dall'altro il presidente Trump si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto guerre e porta la pace. L'economia è globale, il mondo è iperconnesso, è molto più piccolo di quello che conoscevamo noi, lo sarà sempre di più. Penso che ragionare ancora come frontiere non ci aiuti. Ovvio che bisogna difendere fino in fondo i mercati affinché non ci siano concorrenze sleali o dumping dati magari da sfruttamento di lavoratori o da non rispetto delle regole ambientali nelle produzioni, cosa che accade. E noi preoccupazioni ne abbiamo sempre storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno e ovviamente coscienti del fatto che debbano avere al loro fianco un governo che li difende. Allora, così Zaia a caldo sulla vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Poi torneremo ovviamente a parlare delle reazioni politiche ed economiche, soprattutto del Veneto alla vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Torniamo nel nostro territorio, un territorio che registra purtroppo l'ennesima vittima sul lavoro in Veneto, una camionista che è morta ieri sera, travolta e uccisa nel piazzale di un'azienda. Andiamo da Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si chiamava Silvia Paliszek, aveva 61 anni, era originaria della Germania ma residente in questo momento a Brogliano nel Vicentino. La donna che ieri sera stava risalendo, ma sulla dinamica insomma c'è ancora da far chiarezza, sul suo mezzo pesante dopo essere entrata negli uffici dell'azienda su via Vigonovese che vedete alle mie spalle ed è stata travolta da un camionista 39enne di
origine romena e residente in provincia di Padova. Erano le 18:45, quindi buio, quando è accaduto l'incidente. Nonostante i tentativi di salvarla, l'allarme lanciato subito da tutti i colleghi, dalle persone che lavorano all'interno dell'azienda, l'arrivo veloce dei sanitari del SUEM, nonostante tutto questo la donna per lei insomma non c'è stato niente da fare. Ci sono indagini in corso, è arrivato lo Spisal, anche la polizia locale, i mezzi sono sotto sequestro e di tutto questo ovviamente è stata informata la procura. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno dei provvedimenti. Nel frattempo il sindacato ADL Cobas, ringraziamo Dino Ferrara che abbiamo con noi. I lavoratori sono entrati immediatamente in sciopero ieri sera, altre azioni sono previste per il pomeriggio, perché è il pomeriggio il momento in cui c'è un maggior numero di persone all'interno di queste aziende, di aziende della logistica che sono tra l'altro dislocate proprio in questa zona di Padova. La sicurezza resta un valore davvero importante. Una donna non è tornata a casa ieri sera. Sì, assolutamente. Intanto esprimiamo anche noi come sindacato la vicinanza ai familiari della lavoratrice purtroppo morta ieri sera. Chiaramente si tratta di un episodio, purtroppo l'ennesimo morto sul lavoro che abbiamo in Veneto e in Italia negli ultimi mesi. È una continua tragedia e ha a che fare con il mondo della logistica molto spesso. Qui nel mondo della logistica, in questo settore, i ritmi di lavoro sono forsennati, i ritmi di produttività che vengono richiesti ai facchini e agli autisti sono senza sosta. Noi rappresentiamo il 100% quasi dei lavoratori all'interno di questo magazzino, quindi è un magazzino che conosciamo molto bene. Non abbiamo iscritti tra gli autisti perché storicamente è molto difficile sindacalizzare gli autisti, però un po' ci hanno raccontato anche in parte la dinamica dei fatti. Quello che a noi preme dire oggi è che, come per i facchini, anche tra gli autisti c'è un problema di sicurezza, e molto spesso la sicurezza è legata non solamente alle distrazioni che ci possono stare. Sappiamo che Finesso è una ditta anche attenta alle questioni di sicurezza all'interno del magazzino, ma ciò non basta perché il mondo della logistica si compone di un mercato molto spesso che si forma attraverso aste a ribasso, sia per quanto riguarda le aziende che gestiscono il facchinaggio, sia per quanto riguarda le aziende che gestiscono i lavoratori. Molti autisti guidano per 13, 14, 15 ore di fila al giorno, è uno dei motivi che provoca le famose distrazioni di cui si parla. Quindi non sono distrazioni che partono dal nulla, sono distrazioni conseguenti a questi ritmi presenti nel mercato della logistica. Le aste molto spesso sono a ribasso, sappiamo molto bene che all'interno di questo magazzino, come in tanti altri magazzini, gli autisti e le ditte degli autisti cambiano spesso. Ciò vuol dire che anche gli stessi autisti non conoscono benissimo i magazzini, non si interfacciano spesso col personale del magazzino perché cambiano spesso. Quindi noi crediamo un intervento immediato, ci vuole un piano contro le interferenze delle varie ditte all'interno del magazzino. Ci sono anche delle linee guida da parte di Spisal e l'ITL del lavoro che vanno seguite. Certo. Allora, voi oggi, lei ci raccontava insomma che il personale che c'era era sotto shock, entrerete in sciopero, l'adesione è stata massiccia, sarà massiccia anche oggi, e si riesce a essere proprio un flash. Sì, ieri sera, subito dopo l'accaduto, i nostri iscritti, i facchini del magazzino, sono entrati in sciopero. Continueremo oggi con le iniziative non solo in questo magazzino, perché come dicevo è una battaglia generale, in tutti i magazzini faremo delle fermate solidali rispetto a quello che è successo e contro questo ritmi di produzione della logistica in tutti i magazzini che sono qua dislocati nella zona industriale di Padova. Ecco, vi dico anche che abbiamo appena saputo che anche l'azienda farà una comunicazione, però non ai microfoni, la raccoglieremo, ve ne daremo conto questa sera. Io ringrazio davvero Dino Ferrara per essere venuto qui, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Rocchiaiende. Da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. È stato di fatto un incidente sul lavoro, un infortunio sul lavoro, coinvolto un veicolo, è stato invece l'ennesima tragedia sulla strada, altra piaga del Veneto, quella che ha visto una 27enne che 2 notti fa ha perso la vita a Jesolo.
Una rosa rossa è stata deposta sul tronco scorticato del pino marittimo contro cui ha perso la vita Veronica Colla. La giovane 27enne, mentre ricasava alle 4 del mattino, ha perso il controllo della sua Smart in via Martin Luther King e si è schiantata contro questo albero. L'impatto, avvenuto ad alta velocità, ha disintegrato l'auto e spezzato per sempre la vita della ragazza. Le prime informazioni indicano che si è trattato di una fuoriuscita autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. Una decina di metri prima dell'impatto, la sua auto è salita inspiegabilmente sul cordolo che divide i due sensi di marcia. L'auto è poi senza controllo piombata sull'albero. Nessun segno di frenata è visibile sull'asfalto. È probabile che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno o un malore che solo l'autopsia potrà stabilire. I vigili del fuoco e il personale del SUEM sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Veronica, figlia di Roberto Colla, un noto agente immobiliare di Jesolo. La sua morte ha sconvolto i numerosi amici della ragazza che lavorava come barista in città e l'intera comunità di Jesolo. Una perdita per tutta la nostra comunità, noi ci stringiamo intorno alla famiglia. Sul posto i vigili urbani assieme ai carabinieri hanno messo in sicurezza l'auto, deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle prime luci dell'alba. Alcune persone, scosse per quanto accaduto, si sono fermate sul luogo dell'incidente per rendere omaggio alla giovane donna. Mi dispiace tantissimo per il fatto, perché tutti quanti abbiamo i figli. Veronica Colla lascia 2 sorelle gemelle, Giorgia e Gloria, e i genitori Sara e Roberto. La data del funerale sarà stabilita una volta che la salma verrà dissequestrata per le indagini in corso. Gli infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali, le tragedie sulla strada e poi l'altro fronte in Veneto, quello della sicurezza, delle razzie, delle rapine e dei furti in casa, come quello messo a segno in villa a Castelfranco Veneto, un'area particolarmente colpita in questo periodo. Siamo nella Marca Trevigiana, ci colleghiamo con Anna De Roberto e Tommaso Migot. Buongiorno Anna. Sì, Nicola, buongiorno. È il secondo furto a Castelfranco di cui vi diamo notizia in questi giorni. Questa volta, tra l'altro, mentre precedentemente si trattava di una villa abbastanza isolata, questa volta, come potete vedere, siamo all'interno di una corte dove ci sono diverse ville, diversi appartamenti. Quello visitato dai ladri è questo qui, ovvero un appartamento all'interno di un complesso di pregio. Ma siamo davvero nel cuore del centro, una stradina circondata da abitazioni e quindi anche di persone e quindi anche di testimoni. Purtroppo nessuno ha visto nulla, è accaduto la notte del 31 di ottobre. Questo è l'appartamento razziato di proprietà di Matilde Muschietti, sorella di Franco Muschietti, ovviamente personaggio notissimo a Castelfranco, ex sindaco. Entrambi hanno gestito e gestiscono ancora la farmacia alla Gatta in piazza Giorgione. Allora venite, grazie a Tommaso Migot, perché questa è un po' la strada che hanno fatto i ladri. Si sono introdotti all'interno di questa piccola corte, hanno scavalcato la cancellata e si sono arrampicati sulla grondaia che adesso vi facciamo vedere. 4 metri di grondaia, si sono arrampicati, hanno aperto la porta finestra e sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Eccola qua, questa è la grondaia. Sono saliti da qui e sono scappati da qui con la cassaforte in mano, perché erano intorno alle 18:30, hanno fatto a tempo a prendere la cassaforte, a mettere un po' a soqquadro la casa, poi si sono trovati davanti proprio la signora Matilde che stava rincasando. Matilde, contro cui hanno puntato la torcia elettrica. Una volta vistisi, scoperti, si sono dati alla fuga, quindi mettendo i piedi su quel cornicione, di nuovo attraverso la grondaia con la cassaforte in mano, e poi attraverso questo muretto si sono dileguati. 18:30, quindi non notte fonda, ma un orario che purtroppo adesso con l'ora legale non permette alcun tipo di visibilità. All'interno della cassaforte c'erano diversi gioielli. Si tratta di una famiglia che ha molte generazioni, quindi ad esempio c'era un Rolex Daytona del valore di 150.000 euro, quindi il bottino è davvero molto importante, circa 400.000 euro. La signora Matilde ha lasciato casa già ieri pomeriggio, si è detta sotto shock, noi l'abbiamo raggiunta al telefono, ha preferito lasciare per un po' la sua casa per allontanarsi e provare un po' a metabolizzare quanto accaduto.
vive sola, si è trovata faccia a faccia con i ladri e le hanno portato via davvero ricordi preziosi e gioielli di pregio di famiglia. Noi questa mattina abbiamo incontrato il sindaco Stefano Marcon a Castelfranco, come peraltro tantissimi altri comuni della Marca, presa di mira dalla criminalità. Nicola, vi facciamo ascoltare che cosa ci ha detto e poi restituiamo la linea. Sì, ho sentito i carabinieri, i quali stanno indagando e danno anche delle indicazioni. Questo è un periodo dove con il cambio dell'ora viene buio presto e ci sono abitazioni magari che rimangono scoperte perché qualcuno è al lavoro piuttosto che a fare la spesa, e quindi è consigliato chiudere casa quando si esce, dalle 5 del pomeriggio alle 8. Sono degli orari che sono monitorati, gli agenti di carabinieri sono fuori con più squadre e quindi è un periodo sul quale bisogna tenere alta la guardia, e invito i cittadini a seguire questi consigli. Sono bande organizzate, sindaco? Sembra di sì, perché colpiscono, vanno a colpo sicuro, e quindi sì, sono bande organizzate che tendono a fare questi colpi durante questa stagione, non solo a Castelfranco Veneto come si vede purtroppo, ma è diffusa questa pratica illegale. I consigli e i suggerimenti: cercare di evitare di tenere valori piuttosto che soldi in contanti in casa, perché sono bottini che pagano, fra virgolette, coloro che delinquono, e cercare appunto di presidiare in modo tale che sia disincentivante. Ci sono gli allarmi, ci sono le videocamere, vediamo che talvolta non sono sufficienti, aiutano però poi chi fa le indagini a risalire ai malfattori. Dal punto di vista dei presidi sul territorio potreste aver bisogno di una mano, sindaco, secondo lei? Tutti i comuni potrebbero aver bisogno di una mano? C'è stato qualche sindaco che ha detto siamo in difficoltà. Ed è così. I corpi di polizia locale, gli organici sono sempre più risicati e si ha difficoltà a garantire la sicurezza anche attraverso la polizia locale su questi casi. Quindi sì, c'è bisogno di avere la possibilità di incrementare gli organici, così come di risorse per aumentare quelle difese passive tipo le videocamere di sorveglianza, perché sono dei dissuasori, servono a far prevenzione. E lo diceva prima Anna De Roberto in diretta, soltanto ieri avevamo raccontato proprio a Castelfranco l'ennesima razzia in casa, la quinta in questo caso nella stessa zona. Sentiamo allora cosa ci aveva raccontato il protagonista, suo malgrado, di quanto era successo. È successo già, credo che sia la quinta, sesta volta, e una volta è successo anche che ero in casa io e hanno provato a prendermi anche, sì, e ho dovuto arrampicarmi e andare su questo pianerottolo. Aveva 18 anni Alexander Puntel quando si è ritrovato faccia a faccia con i ladri. Lui a tentare di tenere chiusa la porta da un lato, loro a spingere dall'altro, calzamaglia in testa e piedi di porco in mano. Da quel giorno chiude a chiave la camera quando è solo. Lo scorso pomeriggio una nuova incursione di ladri in casa sua. Lui era a Venezia per un concerto, i genitori in cimitero sono entrati rompendo questa inferriata. Un flessibile probabilmente hanno usato, con tutta la calma del mondo. Ed erano in tanti comunque. Abbiamo risaldato adesso e... Da qui in casa in un attimo, in salotto dove hanno sfondato una botola e poi, probabilmente guidati da un metal detector, hanno distrutto questa parete in cartongesso convinti che nascondesse una cassaforte. In realtà è una porta che è una porta murata e che avevamo anche murato col cartongesso, e ci hanno addirittura tolto tutto quello che era il cartongesso. La cassaforte alla fine l'hanno trovata, l'hanno sradicata e presa. Hanno portato via tutte le cose d'argento, di oro di mia mamma, più anche delle cose che erano di mia nonna. Quindi adesso non abbiamo più niente, cioè, nel senso, se qualche ladro vedesse questa
questa cosa ve lo dico, non abbiamo proprio più niente. Cosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza? Alexander se lo chiede da quel giorno. Le telecamere sono collegate alla vigilanza privata ma non avrebbero ripreso nulla. Il sistema d'allarme non ha funzionato. Il sospetto è che sia stato disinstallato da remoto, così come usano fare i cybercriminali. E così non c'è pace per la famiglia Puntel. Papà Patrizio rincasa in tarda mattinata alla scoperta dell'ennesima incursione dei ladri in casa sua. Si è sentito male. Nel pomeriggio la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri chiamati non appena scoperto il fatto. Abbiamo fatto di tutto, ma c'è poco da fare. Quando loro ti puntano, in un modo o nell'altro entrano. Non compriamo più nulla, né oro né argento, non resto più a casa da solo la notte, lo dice apertamente a testa alta Alexander Puntel. Ecco come i ladri hanno cambiato la mia vita. Quando ad esempio sono da solo non riesco più a dormire. Anzi, certe volte addirittura chiedo a degli amici di poter dormire da loro. Dormo sempre chiuso a chiave, mi metto sempre qualcosa davanti alla porta, cioè qualcosa che ti cambia la vita comunque. E avere un'arma avrebbe potuto servire a qualcosa. Non è bello arrivare a questo, sicuramente. Tra l'altro, per cosa la tieni se poi arrestano te e te la fanno pagare te? Nel senso, ti condanni praticamente anche. Dovrebbe essere proprio il sistema diverso. E poi la psicosi dei ladri, proprio dei ladri in casa, porta anche ad equivoci che possono sfociare in tragedia. Accaduto a Maser. Sorprende un uomo mentre cerca di entrare in una casa a pochi metri dalla sua e viene spinto a terra, dove resta fino all'arrivo dei soccorsi data la sua disabilità. Aveva con sé un taglierino, il sessantenne che intorno alle 21 ha tentato di entrare in quella che era la sua abitazione in via General Cantore a Crespignaga di Maser, pignorata ormai quasi un anno fa. Si tratta di un ex imprenditore venetista che dopo il fallimento è caduto in stato di prostrazione. Trasferitosi fuori paese nei mesi ha tentato più e più volte di introdursi nella sua vecchia casa. Questa volta, armato di taglierino, ha scavalcato il cancello ed è entrato nel giardino. Poco distante, un vicino ha sentito dei rumori sospetti provenire poche case più in là e con la sua carrozzina e cani guida si è avvicinato nella luce fioca della sera. Pensando fosse un ladro, il cinquantenne ha cominciato a intimare all'uomo di uscire allo scoperto, trovandosi però davanti il suo vecchio vicino di casa. Ne è nata un'aggressione. L'ex imprenditore ha alzato le mani nei confronti del cinquantenne in sedia a rotelle, ferendolo e facendolo cadere. Chiamato il 112, i carabinieri sono intervenuti prontamente, ma del sessantenne non ne è stata trovata traccia. Sul posto anche un'ambulanza e un'automedica per prestare le prime cure al cinquantenne ferito, che è stato poi portato all'ospedale Cafoncello per gli accertamenti del caso. 15 i giorni di prognosi riportati. Sul fatto indagano i carabinieri. E poi nel Vicentino, a Ponte di Nanto, è ancora forte l'eco di quanto accaduto e il furto degenerato in una vera e propria aggressione. È ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per rintracciare gli autori della rapina in una villetta a Ponte di Nanto avvenuta venerdì sera. I ladri sono penetrati in questa abitazione di via Maralta all'ora di cena, mentre i coniugi Calgaro erano a tavola in compagnia della figlia e del suo fidanzato. La signora Agnese, sentita questa mattina, ci racconta di quanto lei e la sua famiglia ora siano pervase dalla paura e dalla rabbia. Più di prima, perché mi sentiva sicura in casa mia, e chi viene in casa con altri dentro e anche aggredire per scappare, no, quello è il culmine. E loro puoi fare questo. E sentite che dà un pugno in faccia, così ti metti anche dentro. Ma sei normale sta roba qua? Non sei normale, capisci tu? E proprio con un pugno in faccia scagliato dai malviventi contro il fidanzato ha comportato cadendo anche la frattura della caviglia. Il giovane infatti, insospettito dall'abbaiare insistente del cane Doc, era andato a verificare quanto stava accadendo nelle camere. E per cosa che continua a sbagliare, e se la portava di Drio a casa qua e ha visto che gli era proprio davanti alla porta e finestra della camera e lo cacciamà, come che lo cacciamà, il cane che si andava verso lui e lui si è venuto fuori a costa, pila in mano, tutti e due, uno si è saltato colpo il cancello, che lei così, ha detto ma è saltante in una maniera che mai, che altro che era un pugno sul viso e lì che già era scainale, in Drio, e si è scavessa al piede.
e con cui si scappa via. Un bottino di 500 euro in contanti più alcuni gioielli in oro. Ad aver forzato una porta-finestra blindata laterale 2 soggetti vestiti di scuro che parlavano un italiano fluente. Un colpo che molto probabilmente era stato preparato da tempo in questa casa isolata tra i campi. Sì, per me sì, perché ieri diverse sere che il can sbagliava continuamente. Tanto che al giovedì erano da fuori, ho detto basta, che vieni dentro e io avevo dentro a casa, tanto per dirti. Poi adesso mi sono qua, guarda, tutti i balconi saranno, se è possibile che mi messare in casa così, perché spero su che mi passa un pochetto, perché non so la roba che mi porta via, ma l'azione che io ho fatto di venire in casa con tutte le porte blindate. Ponte di Nanto, lo ricorderete, è anche il paese dove ci fu la sparatoria che portò alla morte di uno dei banditi. A sparare fu Graziano Stacchio, l'assalto armato alla gioielleria di Robertino Zancani. Insomma, è un paese che conosce purtroppo bene le questioni della criminalità e adesso torna ad avere paura. L'eco di quanto è successo in via Maralta inquieta i cittadini di Nanto. Qui purtroppo le razzie dei ladri si ripetono periodicamente con sempre più frequenza. Il sindaco Manuela Vecchiati ha già organizzato a breve alcuni incontri pubblici per informare i residenti e a suggerire le necessarie contromisure contro i furti. È veramente da aver paura, perché in questi giorni siamo tutti un po' anche scossi da questo evento. Dove abito io, qui vicino, una sera è venuto lì, hanno fatto un furto e quindi siamo tutti, e abitiamo su un residence, però siamo tutti un po' scossi perché abbiamo veramente paura. Ecco, e speriamo che si possa fare qualcosa. Beh, certo che preoccupa, perché adesso vengono anche quando stiamo mangiando, quindi è da aver paura. Cosa chiederebbe, soprattutto per dare un po' di più di sicurezza? Qualcuno diceva telecamere, tracciare, sa che ci sono anche, non so, i controlli di vicinato. Sì, telecamere, vicinato, però secondo me la giustizia dovrebbe muoversi un po' di più, perché comunque anche se li trovi in casa non puoi far niente perché hai le mani legate, tutto lì. È un po' difficile capire da dove partire o come fare, forse più sorveglianza, mi viene da dire, però più di così. Tanta più sorveglianza pubblica di carabinieri e polizia. Ma anche passarsi l'altra volta a notte, no, vedere più nessuno, siamo tanto inquinati da mai la vita, non sappiamo più cosa fare. Io sera adesso cambio anche abitudini, e avanti di mettermi in cucina vado a chiudere le finestre del bagno e dietro a casa e mi sento più sicuro, insomma, alle 6 di sera. Ci vorrebbe la pulizia un po' di più in giro, quello sì. Non sto tanto lontana da Calgaro io. Lo so, c'aveva da aver paura. Più che altro perché sei dentro in casa e non si sa mai. Non si può reagire con quella gente. Non hanno, secondo me, bisogna lasciare stare. È la questura e la Costituzione che abbiamo che deve reagire, no noi. Deve finanziare che la gente sia più protetta, più tutto, più illuminazione, più tutto, insomma, ecco, che manca tante cose, i comuni fino lì arrivano e basta, che non hanno soldi. Ritorneremo alla cronaca fra pochissimo. C'è una polemica però che tira banco a Venezia. Abbiamo raccontato 2 giorni fa la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Venezia, le celebrazioni del 4 novembre e l'emozione del passaggio delle frecce tricolori. C'è una prof di liceo, una professoressa, una docente di liceo che è nell'occhio del ciclone per aver postato un vero e proprio insulto alle frecce tricolori, rischia per questo anche un provvedimento. Lei però oggi si difende sui social. Allora ci racconta quello che sta accadendo Ilaria Marchiori da Venezia. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai fatto un'ottima disamina della questione. Tutto è iniziato appunto nella giornata di lunedì. In realtà c'erano già state alcune polemiche da parte di vari residenti veneziani nei giorni precedenti, quando sul cielo sorvolavano le frecce proprio per effettuare le prove in occasione dell'acrobazia che poi si sarebbe svolta lunedì in occasione della visita
del Capo dello Stato e poi del Ministro Crosetto, proprio per i rumori forti, e quindi si parlava anche di inquinamento acustico. Ebbene, questo insegnante ha scritto questo post contro le frecce tricolori. In merito ora è già intervenuta la dirigente scolastica dell'Istituto Foscarini, dove lei insegna, che tra l'altro, ricordo, non è nemmeno nuovo a polemiche, perché l'ultima che ha riguardato l'istituto è proprio quella della scorsa estate, con le ragazze che non si sono presentate insomma all'esame di maturità. Ebbene, la dirigente ha detto che sta compiendo le opportune verifiche, ovviamente per quanto di sua competenza, e non è escluso che possano essere presi dei seri provvedimenti disciplinari. Ma come avevi proprio anticipato tu poco fa, oggi l'insegnante ha scritto un nuovo post per tentare di spiegare il significato del suo post precedente. Ve ne leggo solamente alcuni stralci. E chi ha offeso le forze armate? Ce l'ho con l'inquinamento acustico e atmosferico provocato, nonché con la pericolosità non solo per persone fisiche ed edifici, ma anche per animali, specialmente volatili e uccelli, per non parlare dei costi. Tra l'altro passo per fomentatrice di qualsiasi evento sgradevole accaduto nell'istituto scolastico, e di cui ovviamente non ho alcuna responsabilità. Si ipotizza pure che io nelle mie classi non faccia altro che parlare male delle forze armate. Ma quando mai? Questo insomma è l'inizio di questo nuovo post dell'insegnante, che ora si è rivolta ovviamente a dei legali, quindi cercherà anche lei di capire come muoversi, e anche noi cercheremo di capire che cosa succederà e se verranno presi o meno dei provvedimenti disciplinari a suo carico. Da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Alberto Pivetta con te, adesso ne andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG. Prima di tornare alla cronaca, ci sono ancora molte notizie di cronaca di cui parlare. Torniamo a parlare di Sammy Basso. È passato un mese dalla morte di Sammy Basso, l'eco della sua scomparsa è ancora molto forte, così come si moltiplicano gli omaggi a questa straordinaria figura. Anche qualche giorno fa un omaggio addirittura a Istanbul. Ci racconta tutto in diretta Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un mese senza Sammy, il giovane di 28 anni di Tezze sul Brent, affetto da progeria, che si è spento la sera del 5 di ottobre durante una festa nell'Asolano. 30 giorni senza Sammy, ma rimane tantissimo di ciò che lui ha fatto durante la sua breve vita, grazie anche all'associazione Progeria Sammy Basso, fondata dai genitori nel 2005, ha girato il mondo, negli Stati Uniti, Cina, ha stabilito contatti con il mondo delle istituzioni, ma anche con il mondo accademico, con le scuole, con il mondo della cultura, con gli artisti. Ricordiamo tutti le sue foto, i video con Jovanotti, ad esempio, sul palco di uno dei suoi concerti. Tantissimo ha fatto per premere sull'acceleratore della ricerca. Il grande sogno di Sammy Basso, che è diventato nel corso della sua vita biologo, è arrivare ad una cura per questa malattia che crea l'invecchiamento precoce. Sammy Basso, che ha corso anche lungo le strade del mondo con le maratone grazie ai suoi amici, tra loro sicuramente Andrea Fontana, che è qui con noi. Andrea Fontana, che l'ha portato lungo le strade, come si diceva, grazie alle maratone, per far conoscere Sammy, per far conoscere la progeria, ma insomma più in generale il mondo delle malattie rare. L'ultima esperienza purtroppo senza Sammy Basso domenica scorsa. Sì, domenica scorsa siamo stati ad Istanbul, abbiamo fatto, grazie al nostro sempre amico Alessandro, che ci fa sempre le magliette, ci ha sempre supportato in tutti questi anni, e abbiamo fatto la maglia con Sammy a Istanbul, perché ci teniamo di portarlo sempre con noi. A parte Sammy, in questi anni è venuto con noi. L'idea è partita dal fatto di portarlo a correre una maratona, perché non avendo la possibilità di correrla lo abbiamo portato a farlo. Adesso è lui che ci accompagna
con il cuore, dentro al cuore, a fare le maratone. Noi dobbiamo portare avanti questo progetto, piano piano continueremo. Adesso in sordina siamo andati ad Istanbul e portiamo in giro per il mondo Sammy, che questa è una cosa che ci rende orgogliosi, perché soprattutto l'ho conosciuto molto bene e sapevamo che a lui piaceva questo mondo, e quindi cerchiamo di portare avanti questo suo progetto. Sammy e il messaggio di Sammy, perché sappiamo quanto Sammy ci tenesse poi ad incontrare le persone. Abbiamo detto un personaggio sicuramente trasversale, che ha saputo dialogare con il mondo delle istituzioni, ma anche con l'università, ma anche con chi, voglio dire, partecipa alle maratone, quindi col mondo dello sport. Ma lui sapeva portare le persone tutte allo stesso livello, che sia stato un politico, un cantante, una persona banale che trovava per la strada, portava tutti allo stesso livello, e lui sapeva mettere a proprio agio tutte le persone. Quindi questo era non era un fatto proprio del messaggio, della malattia, eccetera, che aveva Sammy, perché Sammy non aveva una malattia, Sammy aveva una potenzialità, e questa potenzialità chi l'ha vissuto se la porta nel cuore e la porta appresso con sé per il resto della sua vita. Prima maratona senza Sammy fisicamente su questa terra. Che emozioni Andrea ha provato domenica? Diciamo che per essere stata la prima maratona senza Sammy l'ho sentito di più di quando c'era Sammy. Quando c'era Sammy era una festa, e tuttora è stata una festa, ma in un modo completamente diverso. Il mio cuore si è riempito di gioia, sono delle sensazioni che porto dentro, che tengo per me. Mi dispiace, Monica, non riuscire ad esprimerle, ma neanche non ci tengo ad esprimerle. È una cosa che tengo per me e riempie il cuore. E lui c'è, ed è sempre più presente ogni giorno che passa. È la forza di Sammy, la forza della sua comunicazione, del suo messaggio, anche la sua grandissima spiritualità. Abbiamo sentito nel corso dell'ultimo saluto, dell'abbraccio, non voglio chiamarlo funerale, quel testamento morale che poi lui ha lasciato e che è stato letto nel corso della cerimonia funebre. Questa è la forza, questa è la gioia di Sammy Basso, e voi continuerete su questa strada? Assolutamente sì, e si cerca di portare dentro il messaggio, e lo stiamo elaborando con un po' di silenzio, un po' di rispetto, e lasciamo che passi il tempo che deve passare, e poi siamo sicuri che questa cosa che abbiamo nel cuore piano piano uscirà, e quando uscirà tutti noi avremo la possibilità di raccogliere il suo messaggio. Senta, concludiamo ricordando che è in corso anche una petizione per la beatificazione. Non ne sappiamo niente, si sentono chiacchiere e lasciamo che ognuno faccia la propria strada, e le cose sicuramente andranno per il verso che devono andare, probabilmente sicuramente giusto. Mi viene solo da pensare che lui dall'alto, e sicuramente dall'alto in cui starà ridendo un sacco. Io ringrazio Andrea Fontana, e Nicola restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle. Noi torniamo alla cronaca con una famiglia intossicata dal monossido a Cittadella. È stata già dimessa dai sanitari dell'ospedale di Cittadella la famiglia residente in Borgo Treviso, che nella notte tra lunedì e martedì è rimasta vittima di una grave intossicazione da monossido di carbonio, un killer silenzioso che ti assopisce senza talvolta lasciare scampo. Provvidenziale il risveglio notturno della maggiore dei 3 figli di una donna di 42 anni che, non sentendosi bene, ha chiamato il 118. Immediato l'intervento dell'ambulanza. Entrati nell'abitazione, i sanitari hanno capito che la casa era satura di gas e avvisato i vigili del fuoco. Dopo le cure del caso, la famiglia ha potuto far ritorno a casa. Si cercano adesso le cause, che potrebbero essere legate al malfunzionamento di una caldaia. Particolari agghiaccianti emergono dalla vicenda di cui ci stiamo occupando in questi giorni, terribile, del bimbo di 5 mesi seviziato dal papà mentre era ricoverato in ospedale a Padova.
Infliggere sofferenza e dolore al figlio neonato, mutilarlo per renderlo invalido così da poter percepire il sussidio. È questa l'ipotesi che aggiunge orrore ad una storia che già era terribile. I poliziotti della squadra mobile di Padova e la procura che stanno indagando sospettano che il papà 22enne arrestato per aver seviziato il figlio di 5 mesi mentre era ricoverato in ospedale a Padova infliggesse queste torture al piccolo per poter ricevere soldi destinati a famiglie con situazioni di invalidità. Ci sarebbero prove che dimostrerebbero questa tesi. Il papà, un 22enne Sinti residente a Camisano Vicentino, è in carcere da giovedì scorso quando è stato bloccato nella stanzetta della pediatria dagli agenti della squadra mobile che lo osservavano da giorni dopo la segnalazione dei medici. Il neonato, arrivato in ospedale con lesioni al cavo orale e difficoltà respiratorie, non migliorava, anzi peggiorava dopo le visite del papà. Le immagini mostrano la mamma, anche lei di etnia Sinti ma estranea ai fatti, che lo coccola. Quando esce dalla stanza ed entra al suo posto il compagno, inizia il calvario per il piccolo. Inoltre il bambino, nato lo scorso maggio, già a luglio era finito in ospedale a Vicenza per problemi respiratori e alla lingua. Dunque il 22enne non voleva uccidere il figlioletto, ma mutilarlo e renderlo invalido per ricevere dei soldi. Una storia agghiacciante che fortunatamente è stata scoperta e fermata. Ora l'obiettivo dei medici della pediatria che stanno curando il piccolino in terapia intensiva è quello di poterlo riportare alla normalità senza conseguenze permanenti. E intanto il sindaco di Camisano Vicentino Renzo Marangon offre la disponibilità del comune dove risiede la famiglia di questo bimbo ad aiutare la mamma. Sul posto per noi Daniele Garbinco, Simone Squarcina, sentite. Il caso del bimbo di 5 mesi seviziato dal padre all'ospedale di Padova. Ecco, un episodio che ha creato veramente indignazione non solo nel Veneto, a livello nazionale. Siamo a Camisano Vicentino, il paese dove risiede la famiglia, con me il sindaco Renzo Marangon. Sì, buongiorno e benvenuti. Ecco, siamo qui a parlare comunque perché la situazione insomma, era di difficoltà. Questa sarebbe stata la spiegazione, sembra, dell'uomo che ricordiamo è stato arrestato perché poteva tentare di chiedere un indennizzo, qualcosa attraverso le ferite procurate al bimbo che, se non fossero state riconosciute, avrebbe magari cercato di richiedere all'ospedale. Ecco, una situazione che era conosciuta al sindaco, questa delle difficoltà economiche della famiglia? No, assolutamente no. Noi avevamo avuto un contatto attraverso i nostri uffici, soprattutto dall'anagrafe, che riguardava la residenza, di questa residenza sia del bambino, della moglie e dell'altro ragazzo, perché le residenze non sono proprio puntuali tutte nel nostro territorio. Il contratto è stato solo questo, insomma. Ecco, è una situazione anche di difficoltà, come sembra. Abbiamo anche capito che il Comune si è dimostrato disponibile ad aiutare in qualche modo la madre in questo caso, è vero? Certamente, quando arrivano i segnali dalla tutela ai minori, qua si tratta di tutela ai minori, noi abbiamo un servizio di eccellenza, abbiamo 2 persone che si occupano proprio della tutela ai minori, per cui siamo sempre molto disponibili, soprattutto in questi casi qua, perché dobbiamo ricordare che i minori non sono tutelati da nessuno, se non in prima persona dalla famiglia, che sembra che la famiglia in questo momento qua sia in grossa difficoltà. Ecco, lei ha avuto modo di incontrare, come vi muovete? So che è un momento anche di difficoltà, no? Per riuscire anche a rapportarvi in maniera corretta. Sì, noi abbiamo saputo giovedì la settimana scorsa del fatto, qualcosa abbiamo intercettato verso venerdì sabato, ma da sabato noi non sappiamo più nulla e naturalmente la riservatezza è totale, perché dobbiamo salvaguardare soprattutto il ragazzo e i ragazziti. Certo, proprio questo discorso della tutela anche dell'anonimato, evitiamo anche di fare ulteriori elementi, fornirli proprio per riuscire a identificarla. Ecco, è importante che il messaggio arrivi alla madre, è importante che il Comune sappia che cosa allora. Ma che il Comune sappia sempre dalla Procura, perché in primi c'è un arrestato, poi la Procura deve stabilire quali sono i possibili contatti con noi. Appena noi siamo in contatto con la
la tutela dei minori in cui sta seguendo il caso. Appena ci avvertono di qualcosa noi siamo pronti a intervenire. Ecco, importante, se la madre avesse mai bisogno di qualcosa deve comunque fare il primo passo e chiedere un aiuto dall'altra parte. Il comune in questo momento si rende disponibile ad aiutarla, lo confermiamo. Questo è scontato, siamo qua più che altro per stabilire questi tipi di sicurezza per il nostro territorio. Uno è dei nostri ruoli, è un nostro ruolo di essere amministratori locali. Torniamo a Cittadella, il giudice ha convalidato l'arresto del 34enne che ha seminato il panico sabato all'ospedale, lo ricorderete, ferendo anche non solo i medici sanitari ma anche un carabiniere, ma il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti. Si è dimostrato pentito da un lato, dall'altro ora il prossimo passo sarà verificare se si tratta di un soggetto in condizione di capacità di intendere e di volere, che quindi effettivamente avesse coscienza e volontà di quello che ha fatto. Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari che in carcere lo ha incontrato per l'interrogatorio di garanzia. Il 34enne di Cittadella che sabato mattina ha seminato il panico in ospedale picchiando un medico e ferendo con un coltello 2 infermieri e un carabiniere prima di essere bloccato con il taser, ha confidato al suo avvocato di aver realizzato la gravità del suo gesto. Il signor Velo oggi ha avuto un atteggiamento sicuramente più consono all'interrogatorio. È emerso ovviamente un vissuto di difficoltà notevole che l'ha portato a compiere questo gesto di cui si è pentito, ha chiesto scusa e ha tenuto a precisare che non aveva nessuna finalità omicidiaria. Si è trattato di un gesto per l'appunto certamente biasimevole, però frutto anche di una serie di patologie psichiatriche che costituiranno oggetto di accertamento. Il giudice ha convalidato l'arresto confermando la misura di custodia cautelare in carcere. L'avvocato che lo difende ha chiesto e consigliato una misura alternativa date le condizioni psicologiche del 34enne che era già seguito dal servizio psichiatrico. Da par mia ho sollecitato come ipotesi alternativa quella di valutare in questo momento una situazione custodiale all'interno di una casa di cura o di un reparto psichiatrico, perché resto dell'idea che il carcere non sia la soluzione più adeguata per un soggetto che si trova alle prese con patologie quali quelle che affliggono il signor Velo. Come sta intanto il carabiniere ferito? Lo vediamo nel prossimo servizio. Migliorano le condizioni del brigadiere dei carabinieri, intervenuto con un collega nel pronto soccorso di Cittadella, tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello che dopo aver aggredito chi gli capitava a tiro è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sì, il brigadiere ferito che era stato ricoverato è stato dimesso ieri dall'ospedale in buone condizioni generali, ha avuto qualche punto di sutura, qualche giorno di convalescenza, ma si rimetterà a breve. I 2 carabinieri hanno poi avuto la meglio sull'aggressore utilizzando il taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine, arrestandolo e riportando la calma in ospedale. Quello stesso ospedale teatro anche di un'altra bella notizia. Bellissima notizia perché il maresciallo che era intervenuto insieme al vice brigadiere nell'immediatezza del fatto e che ha arrestato questa persona è diventato papà di un bellissimo bambino, Alessandro, e tra l'altro proprio in quei momenti concitati la moglie era in ospedale in fase di travaglio. Mentre i carabinieri erano impegnati al pronto soccorso di Cittadella per l'episodio di violenza, infatti poche ore dopo la moglie del maresciallo Daniello, ricoverata proprio nello stesso ospedale, ha dato alla luce il figlio primogenito della coppia. Spesso anche in casi come questo si è parlato dell'uso del taser per le forze dell'ordine, lo ricorderete, se ne parlò anche quando ci fu l'episodio del migrante ucciso dall'agente della Polfer, aveva seminato il panico alla stazione ferroviaria di Verona. Si è detto se ci fosse stato il taser forse sarebbe andata diversamente. È un tema di dibattito di cui si è parlato anche e si parla anche a Padova. Sentiamo cosa ha detto il prefetto. Ci sono 40 agenti della Polizia Locale di Padova che hanno chiesto ufficialmente di essere dotati di taser e c'è il Comune che più volte in queste settimane ha dichiarato, anche attraverso l'assessore Diego Bonavina, che prenderà in esame la richiesta, ma che non è poi così favorevole all'uso di questo strumento da parte dei suoi agenti. Posizione ribadita in Consiglio Comunale anche dal sindaco Sergio Giordani e ora sulla vicenda interviene il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza, secondo il quale la decisione spetta all'amministrazione comunale.
una posizione ribadita anche dopo l'episodio di violenza avvenuto al pronto soccorso di Cittadella, dove il responsabile è stato immobilizzato con la pistola elettrica. Il gesto tempestivo dell'arma dei carabinieri ha consentito anche di evitare più gravi conseguenze. Quello è stato un momento in cui si è reso necessario l'uso del taser, la cui adozione è rimessa alla valutazione naturalmente delle amministrazioni comunali. Quanto alla questione sicurezza più in generale, specie nella zona della stazione, l'attenzione è alta e di volta in volta viene deciso settimanalmente a quale livello di intensità effettuare i controlli. La stazione è oggetto di controllo costante e continuo nell'ambito del controllo coordinato del territorio ed è oggetto anche di monitoraggio settimanale nell'ambito delle riunioni tecniche di coordinamento che svolgiamo insieme ai responsabili provinciali delle forze dell'ordine, allargate anche al sindaco. Quindi è chiaro che poi facciamo delle valutazioni di volta in volta, diciamo, che possono anche rimodularsi in base al sopravvenire di esigenze particolari. Un dibattito, quello sulla stazione e sul degrado in città, che è anche politico, con interrogazioni in Consiglio Comunale e anche in Parlamento, promossa quest'ultima dal senatore Antonio Del Poli. Allora, l'avete visto citato nel servizio, sentiamo cosa ha detto oggi l'assessore Bonavina sulla questione taser. Come ribadito dal prefetto di Padova Giuseppe Forlezza, la competenza sulla decisione di munire gli agenti di polizia locale di taser è del Consiglio Comunale. La richiesta era partita da una quarantina di agenti che tramite i rappresentanti sindacali avevano chiesto la dotazione della pistola elettronica. Le parole del prefetto riportano al centro il Consiglio Comunale nella decisione. Ha ragione perfettamente, ricordo perfettamente di aver chiuso il mio intervento in Consiglio Comunale ribadendo che la decisione finale verrà presa dal Consiglio Comunale e questa è assolutamente la verità. Io lo porterò questo argomento perché è un argomento che mi è stato chiesto da 40 agenti della polizia giudiziaria, quindi è giusto che l'amministrazione comunale tutta quanta assieme decida se è un argomento da prendere in considerazione o meno. La strada la si capirà, poi ripeto il Consiglio Comunale è sovrano da questo punto di vista e quindi deciderà in assoluta democrazia come sempre, insomma. Restiamo a Padova per parlare di degrado. Abbiamo raccolto lo sfogo di un commerciante del centro storico che si trova ad avere a che fare con l'incuria e la sporcizia provocata da un'attività sfitta da anni. Il proprietario non si occupa della pulizia e così sono comparsi anche i topi. Di una sporcizia e di un degrado non suo ma provocato dal totale abbandono del negozio accanto alla sua attività. È quello che accade quotidianamente a Michele Freo, titolare di una storica panetteria di via Zabarella in pieno centro storico a Padova. I locali dell'ex pescheria accanto al suo negozio sono sfitti e abbandonati dal 2018 quando è stata chiusa e il proprietario non si è più occupato della pulizia. Il risultato è lampante, vetrate scure per lo spesso strato di polvere, guano e piume di piccione, mozziconi e cartoni, ma soprattutto da qualche tempo sono comparsi anche i topi. Noi panificatori lavoriamo la mattina presto, quindi le vie sono molto tranquille e abitate, ahimè, da piccoli animali un po' spiacevoli. E al mio arrivo fuggono all'interno del locale adiacente, nei buchi che si presentano davanti al locale e si nascondono lì. Attirati dal profumo del pane fresco al mattino, i roditori escono anche da questo foro nel pavimento del portico antistante i due negozi. Anche i residenti della via sono arrabbiati per questa sporcizia e attraverso Michele Freo chiedono al proprietario dell'ex pescheria di pulire il negozio ed eseguire una derattizzazione. Noi richiediamo innanzitutto che venga pulita la parte di fronte al locale, prima di tutto soprattutto perché questa è una via che è percorsa da turisti, essendo una via molto storica che collega i giardini alla Basilica del Santo. Spesso loro evitano di passare sotto il portico per vedere la sporcizia e fanno il giro largo e quindi evitando anche la mia vetrina e vedere i miei prodotti. Della vicenda si è interessata anche Wanda Pellizzari, ex consigliera comunale e portavoce di ACC, l'associazione dei commercianti del centro, che cita il regolamento di polizia urbana. Che non solo chi ha la proprietà e il lavoro e l'attività che funziona deve fare questo, ma anche coloro che hanno chiuso i negozi, che quindi i negozi
negozio è sfitto, tanto chiudere le vetrine non come qua, ma ben col cartone in modo che non ci sia la visibilità dell'interno, e poi deve pulire lo stesso, come fanno gli altri, lo spazio antistante la loro attività, anche se è chiusa. C'è la pena pecuniaria. Degrado e preoccupazione anche a Vicenza, dove i cittadini segnalano che si è formato un piccolo accampamento abusivo nel quartiere del Villaggio del Sole. Degrado in via Divisione Acqui. La segnalazione parte dal quartiere Villaggio del Sole a Vicenza. Sporcizia, sacchi dell'immondizia abbandonati nelle aiuole tra le piazzole di sosta. Qualcuno ha consumato un pasto e ha lasciato i suoi avanzi lì per terra, vicino a una panchina, in modo incivile e senza il rispetto per gli altri cittadini. Altro degrado poco più in là, in una piazzola di sosta, con sacchi di plastica semiaperti lasciati per terra. Nei giorni scorsi in via Divisione Acqui è stata segnalata anche la presenza di nomadi fermi nella zona, una situazione non nuova. Furgoni e piccole carovane accampate abusivamente erano già state segnalate in passato dai residenti e dai commercianti della zona, ma a quanto pare, nonostante le sanzioni, il problema si ripresenterebbe ciclicamente. Sulla questione interviene anche l'ex sindaco Francesco Rucco, che invita l'amministrazione comunale di centrosinistra a intervenire con decisione per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. Il disagio per quanto riguarda il tema della sicurezza e del degrado è altissimo per i residenti, occorre fare un passo in più, occorre intervenire laddove è possibile con il sequestro dei mezzi e dei camper da parte della polizia locale. Lo abbiamo fatto anche in passato, è necessario farlo per evitare che queste situazioni si trovino a ripetersi per l'ennesima volta. Le truffe adesso, 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver tentato di vendere, incassando una cospicua caparra, un immobile all'insaputa dei veri proprietari. Protagonista un pluripregiudicato con una lunga fedina penale che, presentandosi come rappresentante legale di una società immobiliare, ha proposto l'acquisto di un immobile di una coppia di coniugi non intenzionati in realtà alla cessione del bene e ignari dell'offerta di vendita. A seguito della sottoscrizione di un accordo preliminare, l'acquirente ha versato al truffatore 55.000 euro con un bonifico bancario e 5.000 euro in contanti. Trascorsi 3 anni dalla data pattuita nell'accordo per la definizione della compravendita, l'acquirente ha avviato un procedimento civile nei confronti della società immobiliare per recuperare in quanto versato, ed è in questa occasione che è venuto a conoscenza del fatto che l'intermediario, nonché l'artefice della truffa, non aveva alcun ruolo nella impresa immobiliare. Quindi soltanto dopo 3 anni si è scoperta la truffa che è stata appunto scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso. A proposito di truffa, come sempre le vittime spesso sono gli anziani. Carabinieri di Padova insieme ai farmacisti hanno avviato una campagna di sensibilizzazione per spiegare come evitare di cadere nella trappola. Fanno leva sugli affetti più cari come figli o nipoti, raccontano loro di incidenti inesistenti o problemi giudiziari, si spacciano addirittura per membri delle forze dell'ordine. I truffatori che mettono in atto i raggiri alle persone anziane sono senza scrupoli perché approfittano di situazioni di fragilità o di solitudine. Purtroppo il fenomeno è in aumento. Nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i carabinieri di Padova hanno registrato un incremento di circa il 30% dei reati, da 125 a 163. A questo corrisponde un aumento di denunce e di arresti, 35 i truffatori finiti in manette. L'Arma dei Carabinieri ha deciso così di avviare una campagna di sensibilizzazione coinvolgendo le farmacie padovane, un luogo spesso frequentato dagli anziani. Le farmacie per noi sono dei presidi importanti perché sono capillari, sono presenti anche nei piccoli centri, sono degli importanti presidi di riferimento per i cittadini che soddisfano non soltanto le esigenze sanitarie ma anche conquistano la fiducia dei cittadini in un rapporto di dialogo, di conoscenza. Quindi, approfittando di questa fiducia, di questa conoscenza, di questo rapporto che si crea con i cittadini, gli abbiamo chiesto di diffondere il materiale illustrativo che è stato redatto dal Comando Generale, quindi delle brochure che spiegano quali sono le tecniche utilizzate dai truffatori. I farmacisti sono visti quasi come una valvola di sfogo per gli anziani che chiedono consigli e confidano le disavventure. In questi giorni mentre lavavo il volantino, una signora appunto mi ha
raccontato che anche lei ha ricevuto una telefonata che gli è sembrata, questa signora era abbastanza furbina, per cui è riuscita a rendersi conto che la telefonata era un po' strana e subito ha avvisato il 112. I farmacisti distribuiranno volantini con indicazioni antitruffa e saranno così le prime sentinelle sul territorio. Di nuovo a Venezia con l'inchiesta Palude, dopo oltre 3 mesi di carcere concessi gli arresti domiciliari all'ex assessore comunale Renato Boraso. Intanto il sindaco Brugnaro, consigliato dal suo legale, si avvarrà della facoltà di non rispondere. È stato chiamato dalla procura per domani. È già da ieri pomeriggio sera che è nella propria abitazione. Dopo 113 giorni nel carcere padovano Due Palazzi, il giudice per le indagini preliminari ha concesso all'ex assessore comunale Renato Boraso gli arresti domiciliari come richiesto dal suo legale nei giorni scorsi. Il GIP ha accolto la nostra richiesta di modifica della misura cautelare, ha valorizzato il contributo fornito dal dottor Boraso nel corso dei vari interrogatori. Ovviamente c'è soddisfazione per l'adozione di un provvedimento che almeno io ritengo assolutamente coerente con gli sviluppi del procedimento penale. L'avvocato Pauro aveva portato come motivazione per la richiesta dei domiciliari, per cui invece la procura aveva dato parere contrario, le 40 ore di interrogatorio sostenute nei mesi scorsi da Boraso e le sue complicate condizioni di salute. Una perizia disposta dal GIP infatti aveva evidenziato un importante rischio di infarto. Boraso era l'unico ancora in carcere dal 16 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta Palude. Intanto il sindaco Brugnaro non si presenterà in procura giovedì per rispondere alle domande dei sostituto procuratore che l'hanno convocato per interrogarlo. È stato il suo legale, l'avvocato Rampinelli, a consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'ho fatto, spiegato in un comunicato stampa, perché dopo la notifica dell'informazione di garanzia il dottor Brugnaro non ha potuto avere accesso a nessun atto delle indagini e non può orientare la propria difesa sulla base di quanto pubblicato fino ad oggi nei giornali, ha concluso. Il sindaco è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Palude in relazione a una presunta trattativa in merito ai pili, a cui era interessato un magnate di Singapore per realizzare un progetto immobiliare compreso il palasport per l'Umana Reyer. Brugnaro avrà la possibilità di far copia delle carte dell'inchiesta a suo carico solamente dopo il deposito degli atti, la procedura che fondamentalmente chiude la fase delle indagini preliminari, a meno che non ci sia poi una richiesta di archiviazione nel caso in cui gli inquirenti ritenessero che non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un processo. Un'altra pausa pubblicitaria, poi ancora in diretta con Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG parliamo di lavoro e torniamo a raccontare quanto accaduto ieri, la giornata di tensione in un cantiere edile di Padova, in centro, con gli operai 3 saliti su una gru per chiedere il pagamento degli stipendi. Raccontiamo allora la cronaca della tensione di ieri. La situazione purtroppo è esplosa questa mattina, però diciamo che era da un po' di tempo che fermentava perché i lavoratori rivendicano delle mancate retribuzioni. Uno dei nostri capicantiere ha visto persone scavalcare e prendere possesso, diciamo, fare casino. Cronaca di una giornata di tensione in un cantiere edile di via Santa Eufemia, pieno centro di Padova, dove 3 operai sono saliti per protesta su una gru, rimanendoci per alcune ore. In mezzo l'intervento di polizia e vigili del fuoco. Da un lato alcuni lavoratori, tutti stranieri, egiziani, subsahariani, marocchini, dall'altro le ditte, una principale, le altre in subappalto. I lavoratori vivono la loro vita lavorativa e la loro vita extra lavorativa in condizioni che non sono dignitose. Inoltre lamentano la mancanza di un buono pasto per pranzo o cena, di vivere in casette di cantiere piccole senza servizi idonei, di dover discutere ogni mese per lo stipendio. È da una settimana che sono stati sospesi dalle attività lavorative e non sappiamo per che motivo, e questa mattina, stanchi ed esasperati, hanno deciso di salire, come vedete, sulla gru, 3 di loro. La GVG ha autorizzato durante la protesta un bonifico a favore degli operai per convincerli a scendere e l'azienda si dice preoccupata per la tensione. Noi di GVG siamo brave persone, cerchiamo di mantenere un rapporto civile
e da brave persone con tutti. Quello che subiamo qua da una settimana e come ci siamo sentiti noi oggi, siamo stati messi all'angolo con modalità che incutono timore nelle brave persone, nella brava gente. Poi abbiamo chiamato la polizia, sono arrivati i sindacati, ci siamo messi a cercare di risolvere tutti insieme la situazione. Non possiamo avere paura di camminare dentro il cantiere. Intanto arriva un mediatore culturale per trattare con gli operai. Si punta a un accordo sindacale con l'azienda per regolarizzare la situazione. Dalle carte non risultano problemi di pagamenti, sostiene l'azienda, che chiede di gestire senza tensioni. Quanto alle casette, sono fuori dalla zona del piano di sicurezza e scelte dagli operai per comodità. Le casette sono, secondo me, degli alloggi nuovi, che io sappia, a quanto mi risulta, comprati nuovi, quindi non container usati, non sono container ma sono unità abitative che peraltro vengono usate come appoggio. Poi finalmente gli operai scendono e parte la trattativa per un accordo sindacale definitivo. Si apre anche uno spiraglio per la crisi della Berco di Castelfranco. Ieri a Roma la prima riunione del tavolo ministeriale con azienda, sindacati, regioni e comuni coinvolti. Crisi della Berco, sospese tutte le procedure finora annunciate, almeno fino al prossimo incontro previsto il 14 novembre. Al Ministero per le imprese di Made in Italy a Roma la riunione del primo tavolo per affrontare le difficoltà della storica azienda, parte del gruppo tedesco ThyssenKrupp, specializzata nella produzione di sottocarri cingolati. Presenti per il Veneto l'assessore regionale Valeria Mantovani, il sindaco di Castelfranco, i rappresentanti dell'unità crisi aziendali di Veneto Lavoro e la direzione lavoro. L'azienda si è dimostrata disponibile ad accogliere la nostra richiesta, che è stata fatta propria dal ministro Urso e quindi appunto dal Ministero, per cui adesso ci sarà questo momento di sospensione relativamente ai licenziamenti e chiaramente in questo frangente di tempo occorrerà riprendere il dialogo e quindi cercare tutte le soluzioni alternative affinché si possa in qualche modo, ove possibile, rilanciare l'azienda e chiaramente salvaguardare l'occupazione. Sebbene i 70 licenziamenti inizialmente annunciati per la sede di Castelfranco non siano poi stati formalizzati a fronte dei 480 per la sede di Copparo, resta alta la preoccupazione in Veneto e nella Marca. L'apertura del dialogo e di 10 giorni di tempo per avviare una trattativa sono comunque un fatto positivo per il sindaco Marcon. Dando il tempo alle parti di confrontarsi e cercare di trovare una soluzione, una via d'uscita a queste procedure di licenziamento collettivo che sicuramente non può essere in alcun modo portata avanti sapendo la ricaduta sociale che ha oggi a Copparo e potenzialmente domani a Castelfranco Veneto. Qualche spiraglio dunque per la Berco a Castelfranco e invece ci sono pessime notizie per una storica azienda del Vicentino, la FAIB. La FAIB di Bassano, azienda leader nell'automotive, chiude definitivamente i battenti e lascia a casa 32 dipendenti. In realtà non una doccia fredda per chi lavorava fino alla settimana scorsa all'interno degli stabilimenti di via Portile, che seguivano i più grandi marchi del settore a livello mondiale, perché ci spiegano è da mesi che si ventilava aria di crisi. Ma trovarsi davanti al fatto compiuto è tutta un'altra cosa. Noi dipendenti abbiamo visto che i problemi vengono un po' da lontano, una mancanza di commesse, difficoltà di stare sul mercato con, ripeto, dei competitor molto aggressivi. Sappiamo anche che il mercato dell'automotive nell'ultimo tempo è in forte crisi e ci è stato prospettato la impossibilità di continuare con l'azienda e quindi noi ci siamo trovati con la nostra rappresentanza sindacale e abbiamo accettato la situazione, consci che non c'erano le possibilità di andare avanti. A fare la sua parte anche il cambiamento della concezione automobilistica, oggi puntata verso il green. E noi abbiamo sempre lavorato anche molto per la Germania, sappiamo che anche ditte tedesche sono in forte crisi e hanno messo in cassa integrazione i loro dipendenti. Molti di noi lavoravano in questa azienda da moltissimi anni e ci ha fatto molto crescere. Di questo ringraziamo anche la proprietà perché c'è stata la possibilità di crescere come professionalmente. E rammarica anche il fatto che la ditta fosse caratterizzata da specifiche competenze. Noi eravamo veramente un settore di nicchia nello stampaggio a caldo della lamiera, con attrezzature molto specifiche e quindi pensavamo che essendo in questo segmento molto specifico si salvaguardasse dalla crisi generale, ma purtroppo evidentemente non è stato così e l'azienda ha deciso di chiudere. Fa un certo effetto vedere che l'ennesimo stabilimento, l'ennesima azienda, tra l'altro è enorme come azienda, chiude i battenti qua a Bassano. Io
un pezzo di storia anche della città. Mi dispiace veramente che chiuda e anche tanti dipendenti rimangono senza lavoro e anche le famiglie che sono dietro, e quindi ripeto, ci facciamo forza sulla nostra professionalità acquisita in questi anni per cercare una sistemazione, ma non sarà facile. Restiamo a Bassano, andiamo proprio in centro. La vernice del Ponte Vecchio è ancora scrostata e arriva il conto per i bassanesi. Ponte Vecchio, monumento nazionale. Ponte Vecchio, patrimonio del Veneto e del bel paese e, perché no, dell'umanità. Tutto bene, tutto bellissimo, a partire dalla cartolina di Bassano, che scalda il cuore di migliaia di cittadini e visitatori. Peccato che il ponte, in quanto antico, e in quanto monumento abbia bisogno di una manutenzione ordinaria che di ordinario ha ben poco. Dall'ultimo restauro ci si è accorti che la vernice delle balaustre e delle colonnine scelta dalla sovrintendenza è sì più unica che rara per tono e calore, ma che si scrosta solo a guardarla. Figuriamoci a sopportare caldo, freddo, umidità e tutte quelle variazioni microclimatiche che la spaccatura fra altopiano e grappa porta in dote. Ecco, per tutti questi motivi il comune di Bassano si deve sobbarcare spese extra per mantenere il livello del suo monumento, che quando è ora di tirare fuori i soldi non è più tanto nazionale ma è tutto dei bassanesi. Un esempio? L'amministrazione di Nicola Finco ha dovuto tirar fuori dalla borsa, che già è stretta e si preannuncia ancora più stretta per i tagli in arrivo, qualcosa come 14.000 euro, solo per la sverniciatura di 4 colonnine e per l'esecuzione di 2 campionature di colorazione. Insomma, come dicevamo, manutenzione ordinaria che di ordinario ha ben poco, anche perché fra pochi mesi la situazione, come si è già visto in passato, tornerà a essere quella che tutti conoscono, con la vernice scrostata e pallida, cui vanno aggiunti gli sfregi dei vandali piccoli e grandi di turno. I soldi, come sempre, li tireranno fuori Bassano e i bassanesi, alla faccia del monumento nazionale e delle parate di autorità che quando è il momento mettono la propria bandierina su questo tempio dell'ingegno umano. In qualche modo il comune li tira fuori quei 14.000 euro da moltiplicare per qualche anno nel futuro, ai quali vanno aggiunte le spese per ragnatele, pulizie e interventi straordinari di ogni genere. Ma la politica nazionale non si vede da un pezzo sul versante degli aiuti, eppure altri livelli sono un tantino assenti, perché si sa, quando è il momento di aprire il borsello, c'è sempre il timore che si paghi alla romana. E invece è più comodo se si paga alla bassanese. Allora, ci sono polemiche anche sul fronte scuola, la minoranza accusa il sindaco, sentiamo perché e la sua replica. Non c'è capacità di recuperare finanziamenti, questa l'accusa lanciata dalla minoranza. L'amministrazione comunale fa sua una regola non scritta, ovvero che la miglior difesa è l'attacco, e il sindaco Nicola Finco replica così. L'ex vice sindaco Campagnolo dovrebbe fare autocritica, in quanto stiamo parlando di un progetto ancora e di un finanziamento che risale ancora al 2015-2016, quando lui era vice sindaco della città di Bassano del Grappa e assessore ai lavori pubblici. Mi pare che durante il corso del mandato Poletto si abbia fatto poco o nulla per concretizzare questo importante finanziamento e per realizzare questa importante scuola. Quindi prima di attaccare un'amministrazione che è in carica da 5 mesi dovrebbe fare autocritica su quello che non ha fatto lui quando era assessore. Poi dobbiamo anche dire una cosa, che ad oggi, per quel che riguarda quell'edificio, quella scuola, esiste solamente un progetto preliminare. Io ho già dato indicazione all'assessore Viero per l'anno prossimo di stanziare i soldi per avviare una progettazione seria, e quindi sto facendo quello che purtroppo non è stato fatto negli ultimi anni. Rispedite al mittente, e verrebbe da dire anche all'ex sindaca Elena Pavan, le critiche sui 4,5 milioni di euro persi per la nuova scuola Canova. Sulle scuole e l'edilizia scolastica in città Finco ha idee chiare. E questa è una città che non ha mai sviluppato un serio piano sugli edifici scolastici. Abbiamo edifici che hanno 100 anni, edifici che sono stati creati negli anni 50, 60. Abbiamo la necessità oggi di revisionare anche tutto il patrimonio scolastico, perché purtroppo una seria politica attenta sull'edilizia scolastica non è mai stata fatta. Polemiche politiche a Bassano, polemiche politiche a Rossano Veneto, in attesa che venga nominata l'assessore mancante. Tiene banco il dibattito, la polemica relativa all'irriverente brano musicale realizzato contro il sindaco Marco Zonta.
In gergo radiofonico si chiama alta rotazione. Sono i brani musicali che vengono trasmessi con maggiore frequenza nel corso di una giornata. A Rossano Veneto è sicuramente in cima alle classifiche di ascolto il brano che attacca direttamente il sindaco Marco Zonta e le sue scelte politiche e personali. Il primo cittadino la prende, per cominciare, con ironia. Innanzitutto permettetemi, da musicista e amante della musica, una battuta: nel momento in cui mi veniva dedicata una canzone speravo fosse una bella canzone, invece purtroppo chi l'ha pensata e scritta forse è talmente stupido che neanche con l'intelligenza artificiale è riuscito a fare qualcosa di decente. Ma dalla valutazione artistica Zonta passa al contrattacco, entrando nel merito del testo che nella ritornello lo definisce traditore, con riferimenti anche alle sue relazioni sentimentali. Questo è un fatto estremamente grave, non perché riguarda personalmente me, ma perché dietro l'amministratore ci sono comunque delle famiglie, ci sono in alcuni casi dei figli e questi vanno comunque sempre tutelati. Io accetto il confronto su qualsiasi ambito politico-amministrativo, quando si cade sul personale poi lì ci si vede in altre sedi. Noi abbiamo già presentato delle denunce, faremo una segnalazione alla magistratura e aspetteremo il corso degli eventi. Gli inquirenti faranno le loro indagini per provare a risalire agli autori del brano. In paese chiacchiere e interpretazioni pare siano già ad uno stadio successivo. Rossano ha già capito chi sono i mandanti e su questo sta già esprimendo dei giudizi importanti. Una storia davvero incredibile, quasi surreale, che è capitata. Ci spostiamo nel veneziano al cimitero di Campalto. Sentite. È andata a far visita al marito defunto nel cimitero di Campalto, ma nel momento in cui è arrivata all'altezza dell'oculo si è trovata di fronte la scala che solitamente viene utilizzata per raggiungere le lapidi più alte. Fin qui nulla di anomalo, se non che, quando ha deciso di spostarla per poter cambiare i fiori al marito, ha vissuto un momento da panico. Una voce cavernosa diceva: lasciala lì perché dopo mi serve. La donna è rimasta di sasso e incredula si è guardata intorno, ma era deserto. Lì per lì ha addirittura pensato si trattasse di un fenomeno soprannaturale. Poi però, alzando lo sguardo, si è accorta che da un loculo vuoto spuntava la testa di un senza tetto che evidentemente aveva scelto quel posto per ripararsi, ma voleva essere sicuro anche di poter scendere. Nessuna segnalazione è giunta all'amministrazione, che spiega. Ci sono controlli di tutti i tipi, quindi come questa persona abbia potuto essere presente senza che nessun custode, nessun operaio, quindi immaginate che poi nei giorni delle commemorazioni dei defunti anche la presenza del personale è molto più massiccia, come questo sia avvenuto non so darle una risposta. Zaccariotto evidenzia come negli ultimi anni e soprattutto alla luce di vari episodi anche di furti e vandalismi, in particolare nel cimitero di Campalto, siano stati messi in atto seri provvedimenti. I nostri cimiteri sono particolarmente attenzionati da parte dell'amministrazione comunale con ovviamente Veritas e su questi abbiamo fatto moltissimi lavori proprio perché siano dei luoghi dignitosi, accoglienti da parte dei familiari, tant'è che oggi noi diciamo di non avere più una situazione come era presente invece diversi anni fa di loculi, quasi 15.000 loculi distribuiti nei 16 cimiteri che erano interclusi, quindi dove i familiari non potevano accedervi. Restiamo in tema di defunti, ma questa volta non parliamo di nessuna sorpresa, anzi la conferma della volontà singolare, delle ultime volontà singolari di Eros Sokal, storico pasticcere di Possagno, che lo ricorderete, l'abbiamo raccontato, aveva detto: al mio funerale deve essere alle 6 del mattino, soltanto così verrà soltanto chi mi voleva davvero bene. Queste volontà sono state rispettate, quindi ieri all'alba, al buio, visto ormai la stagione, i funerali di questo pasticcere con gli amici a questo punto veri.
L'orario l'aveva scelto lui stesso, le 6 del mattino, così aveva detto verranno solamente quelli che mi volevano bene. Lo ripeteva spesso e lo ha fatto mettere in atto davvero alla sua scomparsa repentina e inaspettata. Di affetto ne ha ricevuto tanto Eros Sokal, ex pasticcere e grande amante delle moto, morto a 76 anni. In molti hanno affollato il Tempio Canoviano all'alba per i funerali del titolare della pasticceria nel centro di Possagno, anche l'amico e politico Giuseppe Paolin. È stata una cerimonia molto partecipata che testimonia il suo essere un artista. Era un personaggio schietto, sincero, controcorrente. Io ho un aneddoto, perché io ho comprato la mia prima moto aiutando in laboratorio da lui d'estate, quindi a 14 anni, quindi la passione per le moto me l'ha trasferita, e poi anche per il Ducati, per le moto italiane. Lui era un appassionato. Lo ricordo, penso, tra gli unici qui in zona a partecipare al Festival Rock dell'isola di White nel 68. Un personaggio dalle 1000 sfaccettature, ricompensato nella sua eccentricità, nella sua generosità da centinaia di persone che all'alba, quando era ancora buio, hanno raggiunto il Tempio, e all'uscita uno spettacolo che Sokal avrà gustato tante volte, visto il lavoro mattiniero che svolgeva. È stato veramente un tocco scenografico così, che lui ha saputo, nella sua maestria, ha saputo creare anche il giorno del suo funerale. Unica nota stonata non essere riusciti a far seguire alla cerimonia la sepoltura, orario troppo anticipato rispetto al consueto. Ha lasciato tutti perplesso questa cosa, che non ha permesso ai partecipanti di poterlo accompagnare in cimitero, perché Contarina si è distinta anche in questa occasione per l'orario di sepoltura. Praticamente so che la salma è stata riportata presso le pompe funebri e poi è stato sepolto, mi sembra, verso le 10:30, e non ha permesso agli amici e chi presenti di poterlo accompagnare in cimitero. Gli amici comunque erano tanti, avete visto, gli amici che gli volevano bene. Adesso noi andiamo dal nostro Lucio Zanato che, pensate, oggi si trova con Nicoletta Rizzetto a Rimini, niente meno che a Rimini. Perché Lucio Zanato si trova a Rimini? Ce lo spiega lui. Buongiorno Lucio. Buongiorno da Rimini, buongiorno dalla Fiera di Rimini. Come vedete è affollatissima, perché qui c'è Ecomondo. Cos'è Ecomondo? Praticamente è il mondo del riciclo e del riuso, che viene qui a presentare prodotti ma anche iniziative e idee. Attenzione, perché qui ad Ecomondo abbiamo visto sfilare i responsabili di Contarina, e quindi diamo già una prima risposta al servizio che hai appena mandato in onda, perché Contarina dice sostanzialmente, rispondendo a Paolin, che non è mai stata contattata per poter tenere aperto il cimitero, quindi permettere, diciamo così, la cerimonia nel suo insieme. Questo dicono loro. Naturalmente poi cercheremo di sentirli oggi, perché li abbiamo proprio incrociati mentre si stava muovendo. Devo dirti anche che c'è il sindaco di Possagno che ha chiesto formalmente a Contarina di mettere un comunicato stampa contro Paolin, e quindi questa cosa ve la porteremo a casa questa sera. Tornando ad Ecomondo, siamo qui perché il gruppo Sesa, e in particolare Savno, qui sta portando, diciamo, la propria esperienza, ma l'esperienza particolare ce la racconta il presidente del consorzio di Bacino TV1, Roberto Campagna. Buongiorno Presidente. Voi siete qui oggi come, diciamo, Bacino, ma anche come soprattutto Savno, col gruppo Sesa, perché qui state portando avanti un'idea di collaborazione da diversi anni con la Costa d'Avorio. Ce la vuoi raccontare? Sì. È un progetto appunto che è nato qualche anno fa grazie appunto alla collaborazione anche con il socio privato. Stiamo aiutando il paese di Gran Bassano, in particolare la vecchia capitale coloniale, attraverso la fornitura di materiali e soprattutto formazione, anche per cercare, insomma, di portare anche in quel paese lì la cultura della raccolta differenziata, della tutela dell'ambiente, quello che in sostanza abbiamo fatto 20 anni fa qua da noi, insomma, nel nostro bacino. Insomma, aiutarli a casa propria anche nella gestione dei rifiuti. Certo, questo secondo noi è il punto migliore, insomma, cercare di aiutarli senza sradicarli dalla loro cultura, dalle loro tradizioni, soprattutto dalle loro famiglie, insomma. Ecco, e vedo che ci accolgono anche con entusiasmo e con favore, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, grazie al Presidente, però per l'ultima battuta invece la facciamo con Carlo Bovo, che è del gruppo Abele, quello di Don Ciotti.
Pinotti, tanto per intenderci, perché lei da 40 anni è giù in Costa d'Avorio. Ci fa vedere l'opuscolo che avete preparato per i ragazzi? Perché te lo faccio vedere, Nicola, perché questo è un opuscolo che assomiglia tremendamente a quello che andavano nelle nostre scuole 20 anni fa, non so se te lo ricordi, quando si cominciava il riciclo, perché il riciclo deve cominciare, ci diceva lei prima, attraverso i ragazzi. Sì, ci hanno chiesto di accompagnarli in un'attività di educazione ambientale e ci hanno chiesto come siete riusciti ad arrivare ai risultati così belli, importanti di raccolta differenziata, e siamo arrivati attraverso l'educazione. Quindi abbiamo sostenuto la realizzazione di 5.000 di questi librettini, quindi di ecocittadinanza, in francese, tra l'altro. francese, per mettere appunto tutti i vari comportamenti da mettere in atto, fra i quali una delle attività importanti che, mandato 20 anni fa andando in Costa d'Avorio regalando questo camion, che ha permesso di creare una sensibilità in modo che i rifiuti non li lasci fuori casa ma li compatti, li porti fuori dalla città. Però ha detto dovete sicuramente cominciare a fare la raccolta differenziata con l'umido, separare l'umido. Esatto, allora l'umido viene separato e serve anche per preparare l'orto, ecco perché noi siamo qua per agricoltura. Con questo per il momento è finito il tempo e allora noi restituiamo la linea allo studio. A te Nicola. Grazie a Lucio Zanato da Rimini. Chiudiamo con queste immagini dolcissime di due gemellini nati a Campo San Piero e che hanno vissuto i primi attimi di vita pelle a pelle con il loro papà, guardate. Lo sguardo sognante e grato del miracolo della vita di papà Alberto, gli occhietti che scrutano la luce e l'aria per la prima volta di Tommaso ed Edoardo. Sono foto che profumano dell'eterno amore tra un genitore e i suoi figli, quelle scattate nel punto nascita dell'ospedale di Campo San Piero, dove, grazie alle cure delle ostetriche, questo papà ha potuto vivere pelle a pelle con i suoi gemellini appena nati. Molte le donne che già provano questa emozione, la procedura pelle a pelle, skin to skin, vissuta a pieno anche dai papà nei primi attimi di vita, aiuta i neonati dopo gli istanti talvolta stressanti della nascita a sentirsi accolti, protetti, abbracciati. Il primo ad arrivare è stato Tommaso, subito dopo ecco Edoardo, ammirati da papà, la testolina coperta da caldi berrettini. E allora benvenuti piccolini, la vita vi conservi tutta la protezione e il calore di questo meraviglioso abbraccio. Ci uniamo ovviamente agli auguri, si chiude Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.